Leggendo il giornale di oggi si apprende la notizia di una querela ai danni di Maurizio Dianese, un giornalista che si occupa di cronaca nera e giudiziaria, da parte del titolare di un'azienda in cui un ex socio è imputato nel processo dei Casalesi a Eraclea. Un giornalista che sta solamente facendo il suo lavoro e a lui va la mia più grande solidarietà. Di questi giorni è anche un'altra notizia che è legata in qualche modo a questa vicenda, perché anche qui si è cercato di mettere un bavaglio alla libertà di critica e anche alla libertà di critica politica in questo caso, ovvero una archiviazione di una denuncia fatta dalla Regione Veneto e quindi dal Presidente Zaia nei confronti di due attivisti del Veneto che vogliamo, Carlo Cunegato e Vania Trolese, che sono stati querelati dalla Regione appunto perché criticavano la gestione della seconda ondata del Covid. A loro, anche loro, va la mia solidarietà e non è assolutamente giusto che succedano ancora queste cose. La stampa ha diritto di parola, i politici hanno diritto di intervenire e quindi di fare anche delle critiche, magari pesanti, sull'operato dell'istituzione. Questo non è un mio pensiero, ma è la scrittura nero su bianco da parte di un giudice che si è occupato della vicenda dei due attivisti. E è importante anche sapere da parte dei cittadini quanto sono costate le denunce a carico di altri cittadini da parte della Regione del Veneto. Credo sia un dato importante di cui tutti dovremmo essere tenuti a sapere. 1000 note, un nuovo ristorante a Borgo San Giovanni, di fronte a Eurospar. Aperto per pranzo, specialità al pescato del giorno, dal mare alla tavola, ma per chi preferisce è disponibile anche il menù a base di carne. Buon pranzo al 1000 note!